la pasta, cioccolato, vini, ma anche caffè, olio oliva. Questi prodotti agroalimentari italiani che i cinesi amano di più. Attualmente il Veneto esporta in Cina produzioni agroalimentari per circa 28 milioni di euro l'anno. Quello cinese si sta proponendo come il più grande mercato al consumo del mondo e il sistema economico veneto intende aumentare la sua presenza in quell'area. Come spiega il console commerciale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, milioni di consumatori cinesi hanno raggiunto elevate capacità di acquisto e di consumo e stanno sviluppando una progressiva attenzione alla qualità e alle caratteristiche nutrizionali dei prodotti veneti. Una sfida per le nostre aziende che vede la regione al loro fianco con un programma pluriennale di ampio respiro. Innanzitutto mettendo insieme degli interlocutori importanti come sono appunto la Fondazione Italia Cina che è in grado di accompagnare le nostre imprese in quel continente, l'Università Ca' Foscari che serve anche per formare, perché è importantissimo la formazione dei nostri imprenditori per conoscere la cultura che andiamo a visitare, che è quella cinese, che è molto diversa da quella italiana e da quella ovviamente occidentale, quindi l'educazione prima di tutto e poi attraverso processi di incoming, che chiameremo ovviamente importatori grossisti, giornalisti di settore, persone ovviamente influenti cinesi in Veneto e faremo uno scambio ovviamente con degli imprenditori, una quarantina forse di più imprenditori che invece andranno in Cina.